In questi giorni a Genova si sta svolgendo il processo ai responsabili della carneficina causata con il crollo del ponte Morandi, avvenuta il 14/8 del 2018 a causa della mancata manutenzione sembrerebbe non fatta per risparmiare gli utili da dividere tra loro signori. Ho deciso di ripresentarvi questo video che ho editato qualche anno fa, dopo che è avvenuto questo atto disumano, proprio in occasione del processo in corso, in modo che tutti possano capire cosa sia successo e in caso di un eventuale insabbiamento dei fatti o di rimandare in continuazione per arrivare alla prescrizione, in modo da comprendere a che livello può arrivare la bramosia, la mancanza di valori di quel tipo di umanoide propenso solo a guardare i suoi profitti, anche a costo di trucidare intere famiglie. Ciao ragazzi, iniziamo questo video in modo un po' anomalo. Perché? Perché mi farebbe piacere che questo video per una volta venisse guardato tutto. Desidererei questo perché questo video non è il classico video delle mie escursioni, delle mie gite che faccio con panorami mozzafiato o quant'altro. Qui ho cercato di inserire una tragedia, una storia tragica che ha colpito un'intera città, ma non solo una città, ha colpito una regione e ha colpito anche il paese, perché è un ponte che collega gli stati europei che lavorano con la Liguria. È stata una tragedia molto molto pesante, principalmente per i morti che ci sono stati ben 43 persone, potevano essere, non dico migliaia, ma centinaia e centinaia, bastava veramente poco, un paio d'ore prima sarebbe stato un macello. Ecco, mi farebbe piacere che lo guardaste perché comunque è un qualcosa di storia, tragica, ma pur sempre storia, e rifletterci un attimo, cercare di capire che questi onnipotenti, questi politicanti non si devono permettere di mettere in ginocchio una città, mettere in ginocchio le famiglie di nessuna parte del mondo. Si poteva evitare questa strage, l'abbiamo letta e sentita ai telegiornali decine e decine di volte, è la cosa più vergognosa che una televisione o un media possa ripetere. Le tragedie che si potevano evitare sono oramai innumerevoli, ma continuano a farci dire una tragedia che si poteva evitare, perché se ne fregano. Non è stata fatta la manutenzione giusta, ancora oggi stanno vedendo, cercando di capire di continuare a dare l'appalto a chi ha fatto tutto questo macello, perciò lo vediamo, la vergogna non ha mai fine. Lo voglio dedicare logicamente ai miei concittadini, alla mia città, alla Liguria, ma non solo a loro, lo voglio dedicare anche a quegli amici che oramai adottiamo, sono genovesi adottivi, che ogni tanto punzecchiamo, sì, proprio voi lombardi, voi piemontesi che venite d'estate a intasarci le strade, perché? Perché guidate col cappello in testa. Vorrei dedicarlo anche a voi, perché chissà quante volte avete fatto quel maledetto ponte, e chissà, potevate essere lì quella tragica mattina. Rivedere quelle immagini e commentarlo è stato emozionante. Era l'anno 1959, quando l'ANAS nel mese di luglio fece un concorso per la progettazione di quello che sarebbe diventato il Ponte Morandi, nome datogli dall'ingegnere che l'aveva progettato. Questo viadotto attraversava i centri abitati di Genova, San Pier d'Arena e Cornigliano, nella Val Polcedera, e da subito acquisiva un'importanza strategica determinante
perché collegava il nord Italia con la Francia, ma era anche un importante collegamento tra il Levante, il centro di Genova, il porto, l'aeroporto e tutta la parte industriale della città. Negli ultimi anni era diventato anche determinante per il transito col porto container di Prat e Voltri. Su questo ponte transitavano milioni di varie tipologie di merci che venivano indirizzate in ogni parte dell'Europa e del mondo, senza contare le decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici che giornalmente attraversavano la Valpolcevera per recarsi al lavoro e l'elevato numero di turisti che si spostavano dalla riviera di Ponente a quella di Levante e viceversa e verso il resto delle regioni italiane. Insomma, un qualcosa di insostituibile per l'economia della regione e del paese. Il ponte, lungo 1100 metri, fu inaugurato il 4 settembre del 1967 dal Presidente della Repubblica Saragat e il Ministro Mancini. La giornata del 14 agosto 2018 era iniziata come tutte le altre che l'avevano preceduta. Autotreni e autovetture di chi si recava al lavoro iniziarono a percorrere il viadotto che in pochi minuti si riempì di mezzi. Guardate attentamente la corsia di destra in alto, noterete piano piano in sequenza l'accensione degli stop delle autovetture. Questo è stato un brutto segno. Alle 11:36 il rumore di fondo della Valpolcevera e del torrente che scorreva verso il mare venne coperto da uno schianto, un immenso boato prodotto dalle macerie del viadotto che crollavano da oltre 50 metri d'altezza. Un orrendo spettacolo apparve in tutta la sua drammaticità agli occhi dei genovesi. Le volte del ponte, gli stralli, le colonne crollavano, ma purtroppo non da soli. Agli occhi impietriti e increduli della gente apparve il volo di tanti corpi colorati che precipitavano sul greto del torrente, quei colori che persero da subito la loro lucentezza tramutandosi in un grigio nero funereo. Erano quelli delle auto, dei tir che stavano precipitando insieme ai loro occupanti. Una carneficina costata la vita a 43 persone. E tutto questo quasi sicuramente grazie all'incuria dell'uomo, delle società che avevano il compito, il dovere di portare avanti un'opera di manutenzione, quella manutenzione sempre rimandata in nome del maledetto Dio denaro.
Non oso pensare cosa sarebbe successo se anche l'ultima campata fosse crollata sulle case che vediamo qui davanti a noi. Devo confessarvi che montare questa parte del video non è stato semplice. Non pensavo di arrivare al punto di emozionarmi. Parlare e nello stesso tempo vedere le immagini, cercare di descrivere quello che il filmato sta portando sui vostri monitor e non è stato semplice. Ma tutto sommato è stato positivo, perché nel momento in cui cominciavo a pensare che oramai i sentimenti erano spariti, dentro me qualcosa invece è rimasto. Per l'ennesima volta Genova e i genovesi sono stati messi in ginocchio. Tanti ci dicono che siamo un popolo burbero, introverso. In parte forse è anche vero, ne abbiamo passato tante, ne hanno passato tante anche i nostri vecchi, che ci hanno tramandato questa schiettezza. Qui da noi si usa dire sunseneise risureu, strenzo i denti e parlo ceu, ovvero sia sono genovese, sorrido raramente, stringo i denti ma parlo in modo molto chiaro. Siamo gente diretta e non è vero che non abbiamo sentimenti, piangiamo come gli altri sulle disgrazie che ci capitano, ma mentre piangiamo ci tiriamo sulle maniche. Dopo mesi e mesi di duro lavoro, tramite il quale è stato smantellato tutto il ponte, oggi è arrivato il momento conclusivo di questa brutta vicenda. Sono state piazzate 700 cariche per un totale di 500 kg di esplosivo. Come vediamo ci sono dei potenti e numerosi getti d'acqua. Sono stati messi in posizione strategica per cercare di mantenere bassa la polvere in modo che non si espanda col vento, essendo in una vallata, in tutta la città. 3, 2, 1, fuoco! Sul mare di Genova, terra strappata dai monti che guardano Genova, navigatori e poeti ti esaltano, vento e canzoni ti forgiano gli angoli, i tuoi sapori si trovano soltanto a Genova. In questo momento stiamo assistendo all'ultimo sollevamento dell'ultima campata che pesa oltre 100 tonnellate. Con questa la parte principale del ponte nuovo è conclusa. Ora i lavori proseguiranno sui raccordi.
Un pubblico emozionato, con gli occhi lucidi, accoglie così i soccorritori. Ma lo stesso pubblico degli occhi lucidi ha fatto presto ad asciugarseli, sfociando in un vergognoso comportamento all'ingresso della classe politica. Ma non era ancora finita, il peggio doveva ancora arrivare. Qualcuno pregava di tenere duro, dimenticandosi per un attimo che non si chiamava Rocco ma Matteo. In un battito di ciglia i telefonini hanno preso il posto dei fazzoletti. I sorrisi hanno preso il posto delle lacrime e le pacche sulle spalle hanno risaltato l'incoerenza e la mancanza di rispetto per quelle vittime che erano ancora calde e che chiedevano giustizia. Nel frattempo il piccolo Samuel se ne andava nella sua nuova casetta bianca quasi in punta di piedi, come non volesse disturbare quell'aria di festa all'interno del capannone. Ha lasciato tutti, con la sua dignità che ha un bambino di 9 anni. Una città che galleggia sul mare di Genova, terra strappata dai monti che guardano Genova. Navigatori e poeti ti esaltano, vento e canzoni ti forgiano gli angoli, i tuoi sapori si trovano soltanto a Genova. Strade allo spazio rubate percorrono Genova, come le vene che portano il sangue di Genova. Sguardi che scrutano un orizzonte, sei un aquilone ancorato alle nuvole, i tuoi colori